Proprio nel giorno in cui il Senato ha respinto l'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini accusato di sequestro di persona aggravato per la nave Diciotti, la nave Mare Ionio, che ieri ha raccolto i 49 migranti a largo della Libia, è stata messa subito sotto sequestro dalla Guardia di Finanza, ma non dalla magistratura. In serata, poco dopo le 19, erano sbarcati a Lampedusa e questo anche se la mattina Salvini aveva dichiarato «In Italia con il mio permesso non mettono piede». Intanto la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Se ha aperto un'indagine vuol dire che vuol verificare se ci sono gli estremi per andare avanti. Poi la vicenda la conosco da un punto di vista giornalistico, certo è che tutta questa vicenda qualche sospetto, qualche dubbio lo mette, spero che la magistratura faccia chiarezza. L'equipaggio con i veneziani Casarini e Caccia sarà ascoltato dai magistrati. Per Salvini, che ha chiesto l'arresto dei marinai, non si tratta di un salvataggio, ma di una provocazione politica organizzata da giorni. Noi salviamo vite in mare, non ci preoccupiamo del destino giudiziario di Salvini, ha dichiarato l'armatore della nave Beppe Caccia, respingendo l'accusa che il salvataggio compiuto al largo della Libia fosse una cosa programmata in occasione del voto del Parlamento sul caso Diciotti. Abbiamo missioni già programmate fino a dicembre, prosegue. Siamo partiti appena abbiamo completato la manutenzione della nave e superato ben 4 ispezioni della Capitaneria di Porto. Questo, conclude, è stato il nostro unico vincolo.